Buongiorno a tutti ragazzi, a parte questo weekend da domani e domenica che sarà prettamente soleggiato quasi ovunque, però da martedì 1 ottobre tutto sembra cambiare ragazzi. In effetti è in arrivo un nucleo verso l'Europa centrale e quindi... E che ci fai Stellar? Che è successo? Quindi si spingerà verso l'Europa centrale e il Mediterraneo, quindi anche sull'Italia ragazzi, quindi è confermata questa massa d'aria fredda che arriva dalle nostre parti, soprattutto sulle regioni settentrionali e sulla fascia adriatica. Sarà la parte più colpita di questa ondata di aria gelida in effetti ragazzi, quindi in effetti sarà il nord e la fascia adriatica che sarà colpita da questa ondata gelida in effetti, poi scenderà anche a sud, però i primi giorni sarà colpito il nord e la fascia adriatica, quindi forti temporali, grandine e addirittura la neve sulle Alpi del Triveneto a quote più o meno sui 1500 metri, quindi più o meno ancora abbastanza alte. Poi ci sono forti temporali che possono spingersi anche al centro e a sud, ma specialmente Toscana, Umbria, Lazio, fino a Campania e Calabria, però nella giornata di giovedì. Quindi sulla dorsale appenninica ci potrà essere un po' di neve, ma la maggior parte sarà sulle Alpi del Triveneto, quindi in effetti sulla dorsale appenninica ci sarà qualche spruzzata di neve, ma nulla di più. Poi man mano comunque poi dopo questa ciao Lulu, dopo questa ventata di aria gelida in effetti si prospetta un po' di pioggia per un po' di tempo. Ah, salute, quindi ti sei spaccata la spalla, ma ti devi operare adesso oppure no? O è solo se è solo fratturata? Ma non so se mettono la placca di ferro oppure ti ingessano, ma non lo so. Che cosa hanno detto più o meno? Quindi ragazzi che il maltempo finalmente, no maltempo, l'aria gelida arriverà, anche se per breve tempo. Vabbè, già è una cosa allora che devi stare a riposo, quindi di solito capitano che a volte operano addirittura, fanno delle placche, quindi ti è andata quasi bene, diciamo. Quindi sì sì, arriverà aria gelida dalla giornata di martedì 2, la maggior parte a nord, al centro e poi a sud, quindi man mano scenderà la situazione, quindi in effetti a sud verso giovedì la neve ci sarà sulle Alpi del Triveneto e sulla dorsale appenninica, quindi non pensiamo che arrivi in città ragazzi, è ancora presto per questo, però ci sarà sulle Alpi, Prealpi Triveneto e sulla dorsale appenninica, quindi qua ci saranno le prime nevicate in effetti, quindi sì, però non giustamente non a bassa quota ragazzi, sarebbe troppo, quindi poi man mano incomincerà, dopo questa aria gelida incomincerà a piovere e poi verso il finale del mese, come ho detto già nell'altro video, ci sarà un po' di bel tempo. Quindi però andiamo man mano perché comunque la distanza temporale è molto, quindi in effetti l'area gelida è prossima, quindi possiamo dire, affermare con certezza che arriverà. Poi giustamente ci sono troppi giorni, quindi non possiamo calcolare con esattezza al 100%, voglio dire io. Quindi questa qui sì, perché ci mancano 4-5 giorni, però per le altre cose sì, sì, penso di sì. Dopo questa ventata che arriva, possiamo dire addio al caldo, si può dire. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona proseguimento di giornata. Mettiti, auguro a Stellar di riprendersi brevemente, quindi buona guarigione. E ci sentiamo ragazzi sempre sul canale con notizie, meteo.
No, dopo faccio un altro video, questo sì, non è che diciamo è l'ultimo. Fino a stasera farò altri 4-5 video, credo. Poi devo trovare anche le notizie, ragazzi, non è che devo trovare, a parte il meteo, diciamo qualche cosa di sfizioso pure, in effetti, qualche cosa di mistero, qualche cosa di alieno, quindi qualche cosa di nuovo. Per, diciamo la mattina mi dedico quasi al meteo un po', poi dopo vado su altri misteri, complotti, altre, diciamo, di Greta già ho parlato in effetti, la bambina là. Però non è detto che non ne riparli. In effetti avevo fatto il video di Greta che Trump non l'aveva proprio calcolata, l'aveva fatto uno sguardo proprio brutto a Greta. In effetti, però, io l'ho detto la mia, è una bambina, andasse a scuola e quindi deve finire con questo cambiamento climatico perché la colpa, come hanno detto gli scienziati, non è dell'uomo. L'uomo ha solo inquinato il pianeta, ma non è il problema del, diciamo, del cambiamento climatico. In effetti possiamo accusare l'uomo di aver inquinato, diciamo, l'ambiente, il mare, i fiumi, i laghi, tutto questo sì, però lo scioglimento dei ghiacciai e tutto il resto non è colpa dell'uomo. L'asse della Terra, ragazzi, è cambiato, la rotazione terrestre è rallentata, il Sole sta al suo minimo, quindi non ha macchie solari e quindi ci sta il famoso minimo di Mander. In effetti fu un periodo dove il Sole ci furono, diciamo, non ci furono macchie solari e ci fu un'estate, diciamo, che non ci fu in effetti, quindi ci fu un periodo di gelo, tipo, non dico era glaciale, però ci fu un lungo periodo di freddo e gelo. Quindi si presuppone che non è colpa, diciamo, dell'uomo questo. Questa è una conseguenza del pianeta che si autogestisce, diciamo, autogestisce da solo, quindi non è che l'uomo influenza, l'uomo non sposta l'asse terrestre oppure l'uomo non provoca i terremoti e questa qua. Sì, sì, ma quello è la cosa più ridicola, cioè io posso capire che la contestazione la faccia uno scienziato internazionale, uno che è laureato in climatologia, geologia, cioè io mi aspetto che la contestazione di questa cosa la poteva fare una persona, ragazzi, detto con gli attributi. Allora va bene, ci stava pure che questo scienziato avrebbe detto guardate la causa è questo qua. Quando io andavo a vedere chi era questa persona, io dicevo, questo c'ha una laurea in climatologia, c'ha una laurea in esobiologia, c'ha una laurea... Cioè, allora tu ti fermi un attimo e dici, aspetta, questo comunque non è uno sciocco, voglio dire io, questo è uno che ha gli attributi, quindi potrebbe avere ragione. E fin qua ci siamo. Ma una bambina di 15-16 anni che non ha neanche il diploma, questa si mette a parlare del clima, dei cambiamenti climatici. Ragazzi, questo è un argomento ridicolo. Questa deve andare a scuola. Ancora deve fare la scuola dell'obbligo. Allora, questa ragazza è stata messa dai poteri forti, quindi torniamo all'elite ed al famoso Soros. Penso che tanti di voi sta parola Soros la sapranno benissimamente. Quindi è stata messa dall'elite a spronare, diciamo, un po' la situazione, forse per un loro tornaconto. Quindi in effetti non credo che questa bambina si sia alzata un giorno e abbia incominciato a dire oh i cambiamenti climatici è colpa dell'uomo, qui e là, la usano, è normale, non credo che questa una mattina si sveglia e va fuori di testa così, e no ragazzi, qualcuno ci sta dietro che la pompa, diciamo qualche grande ci deve stare dietro a Greta e quindi hanno visto Greta con Soros, quindi ci sono delle foto dove Greta è stata vista con Soros. Soros, ragazzi, ricordatevi, è quello che voleva mettere il copyright su YouTube, bloccare tutte le notizie, perché voleva che solo chi ha il potere desse le notizie su YouTube, su Facebook, voleva chiudere tutto. Se vi ricordate l'articolo 21, quello che volevano mettere il copyright, diciamo, su tutto. No, in effetti ho parlato che
arriverà un po' di aria gelida dal martedì 2 ottobre, quindi diciamo un po' di neve sulle Alpi, Prealpi e Triveneto, poi diciamo scenderà al centro e anche a sud. E poi stavamo parlando di Greta, in effetti questa bambina che non ha neanche un diploma e parla di climatologia, sa di questi argomenti che, parliamoci chiari ragazzi, anche uno come me che sta su YouTube da 12 anni, ragazzi, so più cose di questa Greta al finale, se mi metto. Quindi in effetti una bambina di 16 anni che parla di climatologia, non sa l'asse terrestre che cos'è, forse non lo sa neanche. In effetti hanno fatto questi raduni, ragazzi, da ridere. Allora, io ho visto un programma su YouTube. No, no, io ho visto un programma su YouTube dove dei ragazzi andavano a fare delle domande, sono degli YouTubers, non mi ricordo quali, andavano a fare delle domande sul clima quando hanno fatto queste conferenze e facevano domande normali sui cambiamenti climatici, che cose, diciamo, facevano domande sul clima. Nessuno, ragazzi, di quello che partecipava a questa manifestazione del clima sapeva una risposta. Cioè, allora, che andate a fare lì? Voi non sapete nemmeno che... Ah, qualcuno, uno disse, ah, già appariamo, cioè devi andare a perdere tempo. In napoletano appariare significa perdere tempo. Ah, siamo qui, tanto che fa, ci siamo uniti. Cioè, questi vanno a manifestare perché devono perdere tempo. Se gli dici quanti pianeti ci sono nella nostra galassia, non lo sanno. Se gli dici i cambiamenti climatici, da che cosa sono dovuti, non sanno neanche una cosa. Cioè, se gli parli dell'asse terrestre, quello per niente dice che cos'è, qualche cosa che si mangia. Cioè, ragazzi, cose assurde. Io ho visto delle risposte proprio assurde. Un ragazzo addirittura, io ho visto un video su YouTube, ha detto chi ha fatto l'ultima cena, chi l'ha dipinta, sai chi ha detto questo? Gesù. Ma che voglio scipazzi, ragazzi. Vedi che queste sono proprio... Ma sì, l'ultima cena, chi l'ha dipinta? È una ragazza più o meno grande di età. Io ho visto il video, mi sono messo proprio a ridere. E questo pensa, dice Gesù. Cioè, ragazzi, è proprio una cosa assurda. Questi proprio stanno proprio... E quello ha detto, scusami, che scuola fai? No, vado all'università. Cioè, ci rendiamo conto, ragazzi. Io non so questi le lauree come ce le hanno, i diplomi, non lo so ragazzi, veramente. Che cos'è l'asse terrestre? Nessuno ha saputo rispondere. Che cos'è l'equinozio e nessuno ha saputo rispondere. Che cos'è il solstizio d'estate e nessuno ha saputo rispondere. Cioè questi vanno a manifestare contro il clima e non sanno nulla ragazzi. Queste sono cose proprio da sbattersi con la testa nel muro. Cioè questi vanno tutti 10.000, 20.000, 30.000, domandi a tutti che cos'è il solstizio d'inverno e il solstizio d'estate. Perché mi fai questa domanda difficile? Come domanda difficile fa quello che intervista? No, l'esame è ridicolo però pure quest'altra ha detto di farci un'altra domanda che non è il clima, ha detto. Chi ha dipinto l'ultima cena? La ragazza ha pensato, una che va all'università, non è che c'ha la terza media. Gesù. Già, ragazzi, ma scherziamo. Un'altra domanda, ragazzi, questa è assurda, lo so che ci sono ragazzi che stanno da fuori. Chi è Giotto? Qualcuno ha detto, ah, se non mi sbaglio, era un poeta. Cioè, Giotto era un poeta. Via, ragazzi, è pazzesco, tutti quanti stanno da fuori. Quindi a volte fanno interviste a questi ragazzi che vanno a fare queste marce per il clima, ragazzi. Se arriva qualcuno lì con un... Io qualche volta ci devo andare, ti giuro, se la fanno qua qualche volta io vado e faccio l'intervista, vado a dire ragazzi che cos'è questo? Ah ma quello è capace che lo dice, no? Quelli sono capaci, semmai. Uno ha detto chi era Giotto? Dice perché mi fa sta domanda difficile? Dice che cosa fai tu nella vita? No, vado all'università.
Cioè, ma ci rendiamo conto, ragazzi? E cioè, che proprio il cronista è proprio rimasto senza parole. Allora io lo giuro che se fanno qualche manifestazione sul clima, vado a fare la diretta e faccio le interviste ai ragazzi, bambini, chi sono, e gli faccio le domande sul clima. Voglio vedere proprio, non deve capitare, no, ci vado davvero. Vado a domandare delle cose, delle domande sul clima. Voglio vedere in quanti mi rispondono. Ma questi ragazzi sono andati a Roma perché ci stava questa manifestazione e hanno fatto domande semplicissime, non è che hanno fatto domande astratte. Poi, siccome non capivano nulla di clima, hanno provato a cambiare le parole, hanno detto chi era Giotto era un poeta. Chi ha fatto l'ultimo, il dipinto dell'ultima cena? Gesù. Cioè, che domande gli dovevano fare quelli? Cioè, ragazzi, hanno fatto proprio cose assurde, quindi non meravigliamoci che questi vanno a manifestare e non sanno che cosa vanno a fare lì in effetti. Quindi, più di questo, ragazzi, io penso che, come ho detto, questa Greta è alimentata dai poteri forti, sicuramente da Soros, perché è stata vista con lui. Quindi diciamo che è così. Alessandro forse ancora che ero su 14 e 26, mangiate già. Ragazzi, Francesco non lo sento più, comunque io ho petto di pollo e zucchine arrostite. Quindi oggi è allora, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 5 giorni di dieta, ragazzi. A me mi pare che la sto facendo una Rihanna, però. 5 giorni di dieta, ragazzi, mi sembra un'eternità, non lo so. Avvocato, fai sempre cose leggere tu, eh. Sempre cose per... con Francesco secondo me sta a lutto, non si sente più. Ah, no kill. Ah, ma vi trattate, ah. State zitti, caroppa, chi si fa venire a fa male Alessandro se ne va. No ragazzi, oggi ho fatto petto di pollo e zucchine arrostite. Mo stasera sto pensando a che mangiare. Già sto pensando a stasera, io penso un poco. Che devo fare? Io ho mangiato, ma mi pare che non ho mangiato. Che devo fare? Se qualcuno mi domanda hai mangiato, boh. Avvocato ero per accordo per 4 ore per parlare di un chilo di paste orecchiette, melenzana alla siciliana, io proprio facito apposta, no, questo è proprio uno schiattiglio a me proprio, questo è proprio uno scherzo. Francesco oramai sta a lutto, non si sente più, non lo sento più. Secondo me la dieta gli avrà fatto male. Non lo sento più, è scomparso. Forse sarà dimagrito troppo. Bah. Ah, dovrei forse. Lo so, avvocato, pure a me, dopo mangiato, quando mangio bene, è come proprio il diabete, secondo me, sali a 3000, come dico io, e ti viene sonno. Solo che da quando sto facendo la dieta, a me sonno non mi viene più. Prima quando mangiavo, bello, dopo mangiate, subito gli occhi incominciavano a fare ciao ciao. Mo, no. Cioè, è proprio una droga il mangiare, inutile. Poi loca Francesco è arrivata, hai visto? Io ho colesterolo, dici tu. Vedi, parliamo da diavolo e spuntano le corna. È arrivato Francesco. Francesco, io sto seguendo la dieta, oggi petta di pollo e zucchine arrostite. Dimmi che ti hai mangiato tu. No, ma neanche io ho il diabete, però si dice che quando viene sonno dopo mangiato è il diabete che si è alzato, perciò è una battuta. In effetti, facci caso, quando mangi molto ti viene subito sonno. Invece quando mangi normale non ti viene sonno. Allora io dico allora è diabete che sale quando dopo la domenica, sai, quando ti scassi, facci caso ti viene subito sonno. Dici no, ma già, con calma già fa un'oretta, mi devo fare un'ora. Quindi, Franci, che ti mangia? Sì, sì, ma guarda, è una cosa strana, ma è così, Alessà.
se mangi leggero, non ti viene quel colpo di sonno, sai, quella sonnolenza. Però se mangi bene, che ti sei riempito bene bene, facci caso, ti viene proprio la voglia proprio di prendere il cuscino, proprio di morire là. Ti abbracci il cuscino e dici ciao ciao ragazzi. Poi specialmente se fuori la giornata è cupo, mamma mia, ancora più di più. Vabbè, non è il caso di oggi ragazzi. Quindi oggi è il quinto giorno di dieta. Ciao Eurasia. No, voglio casto solo una volta. Quindi, avvocate, dici ma io te ne avrei fa proprio, avvocate lo fa apposta. Ciao Rit, Francesco, quasi schiatte, qua possiamo andare a mare un'altra volta qua. Dopo mi metto il costume e vado a mare, ragazzi io. È inutile da fare, a sud ragazzi è come stare in Sicilia come sta Eufrasia, sta schiatta e basta. Purtroppo siamo destinati noi del sud a morire col sole, non ci sta niente da fare. Adesso hai mi mangiato un petto di pollo, mi mangiato e i zucchini, che è la coppa d'avvocatella, che fa esse le orecchiette, i fungi, lo polpettone, il dolce. Ma sicuro che non è domenica? Alessà, ma forse in Friuli Venezia Giulia è domenica oggi? Non è venerdì? Forse lì ci sta il fuso orario, là è domenica. E poi danno la coppa a noi napoletani, eh? Dice voi a sud vi scassate. Noi portiamo la licenza di Francia, portiamo la nominata solo noi. È domenica, allora dicevo bene, vedi? In Friuli Venezia Giulia è domenica. Avvocato è qua è venerdì da noi. Quindi no, mozzarella e pomodori. Guarda, Francesco, io sto pensando la verità. Sto pensando a stasera. Oggi petto di pollo e zucchine arrostite stasera. Non ce la faccio proprio, mamma mia bella. Sono 5 giorni, Franci mi pare che la sto facendo da un anno, ti giuro. Mi sembra che sto a dieta da un anno. Ti hai mantenuto leggero, fra pure tu, vicino alla sede ti sei mantenuto. Certo fai Eufrasia e avvocatella, una festa. E poi la colpa la porti a me e Francesca. Già si sta preparando, che sto il loco domenica genovese a go. Mo sicuramente domenica lo devono sparare sulla tavola. Alessandro sta pensando tonno, patate, cipolle. Sta avendo le visioni mistiche più o meno, regime, Francesco. O è la genovese, che si veneta. O è se. Allora, la genovese in effetti si fa o con la carne o diciamo col marinato, con le cipolle. Quindi in effetti c'è chi usa i pezzi di carne con la cipolla e chi la genovese la fa con la carne macinata con le cipolle e poi ci butta la pasta. Quindi poi dipende da Francesco che cosa farà. Se la farà con i pezzetti tipo spezzatino, doppia coperta, che sarebbe la parte diciamo grassa e non grassa, diciamo quello che già si è ingrassato, cioè, di vitello col diciamo quindi o piezzicarne, vedi? Allora lui la fa così come ho detto io. Sono tanti pezzettini belli di carne, diciamo con quella venatura di grasso dentro, fritti con le cipolle e poi ci butti la pasta. Quindi è una cosa che il colesterolo ti fa l'applauso, il diabete sale a 3000 e si azzera e quindi è una cosa leggerissima più o meno. I tri- e dopo ci vuole un lavaggio dopo, si mette vicino un lavaggio e si purifica più o meno. E vabbè, e primo e secondo lì poi penso che si mangerà un dolce poi, che ne so. Giustamente per far salire di più il diabete e pure un IERV.
Allora lui usa mettere anche i nervetti in questo fritto di cipolla e carne. Il nervo, diciamo tipo la codica in effetti, ma non è la codica, è il nervo, è quello là più duro in effetti. Sono i nervetti che si aggiungono in questa carne in effetti. È tipo una codica, ma codica di maiale ma più dura, diciamo così. Quindi diciamo che sta preparando quasi la terza guerra mondiale per domenica. No, la panna no, non la mettano qua, è un caffè amaro, Rob. Alessandro, dopo si deve mettere due dita in gola, altro che caffè amaro. Un caffè amaro. Domenica cottura è infinita perché si deve cuocere bene, quindi questa la fa cuocere 7-8 ore, quindi la carne diventa morbida morbida, quando vai a masticarla si scioglie in bocca. Ma Alessandro piglia e corre a mangiare, già si sa oramai. Quindi diciamo che questi pezzettini di carne sono belli pieni di venature di caffè, di grasso. Ah, pigli solo veloce tu, caffè pure io, Alessandro, per tutta la dieta non mi interessa, il caffè amaro non mi piace. Quindi ragazzi, diciamo Francesco si prepara per fare la terza guerra mondiale domenica. Quindi al finale, domenica. Sì, sì, ma il problema è, dobbiamo vedere quanta pasta si mangia Francesco domenica, insieme a tutto questo ben di Dio. Anche perché penso che farà la pasta con questo bel misto. Ha seduto che avvocatello, un chilo di pasta butta, quando so di loro. E la parmigiana di melanzane. Franci proprio ci proprio al lavaggio dopo una domenica. Con la forchetta in mano e dell'altro braccio il lavaggio per purificarti, diciamo. Alessandro ha detto dopo che ti prendi il caffè amaro, no, due dita in gola ti devi mettere dopo per digerire. Quindi ragazzi, domenica si prevede proprio scassamento totale a casa di Francesco. Già immagino 3-4 kg di cipolle, 1 kg di carne, nervette a volontà, no 300-400 grammi di pasta e si è portato venuto. Poi si mangia pure la parmigiana di melanzane per fare il tappo finale sopra, diciamo, alla gola. Di che parlato, avvocato? E Francesco, capito che rompe la dieta e pure il tavolo. Questo l'abbiamo capito. Ma io a finire giriamo e parliamo sempre di mangiare. Non ci stanno santo. E- Oh, l'abbiamo fatto pure stavolta. Alessandro ci lascia. E la coppia di Francesco, andiamo. E Francesco che mette a mezzo sti giocati. Ogni volta Francesco arriva, sto facendo la dieta, sto facendo la dieta. Andiamo in gita a Venezia. Allora, per tutto quello che vi avete mangiato in questi giorni, voi affondate sulla gondola. Quindi mantenetevi leggeri in questi giorni, siete a Venezia. Un gondoliere quando vi vede dice no, uno alla volta. Oh no, francese, ci vede a noi dice no, no, no. Ma costa troppo. Allora non da retta, a piedi, cammina a piedi, è meglio. No, io a Venezia sinceramente non ci sono mai stato sulla gondola, boh. Ma io prima domando dice quanto è capo? E quando ci state bene, ma la faccio a piedi, ma. Ciao Alessandro, buon appetito. Vabbè, avvocato, portati un canotto semmai, porta un canotto con i remi e lo gonfi, lo metti sulla macchina, quando arriva a Venezia ve ne andate poi col canotto. Guarda, immagino un canotto tipo napoletano. Ide- Una volta un napoletano ha detto vicino a me, dice vabbè perché non ci buttiamo in un canotto a Venezia? Perché dice la gondola costa troppo. E ci è una buona idea, e noi andiamo là per un canotto, lo montiamo e mettiamo in coppa e ci andiamo a fare tutto il canale. Quindi fa sta tecnica, avvocato, prendi un canotto, lo gonfi bene bene.
Quando arriva a Venezia, lo butti in acqua e vai. Vabbè, Francesco, hai capito quasi tre cose belle della vita? I soldi, il femmine e appunto quello, quindi sono tre. È tre, è il numero perfetto, è come la Trinità in effetti, come Dio, Gesù e lo Spirito Santo, quindi anche le cose belle della vita sono tre in effetti, quindi la Trinità. Quindi vedi, ci troviamo alla fine. Vabbè ragazzi, vi lascio, non vi scassate troppo, oggi è già mangiato, quindi anche se tengo fame, la verità, quindi non ci voglio pensare. Ma cappia pure un bel caffè, tiene ragione, ma così mi passa la fame forse. Ragazzi, vi lascio, mi vado a prendere un caffè, può darsi che mi passa un po' la fame perché ho mangiato, però è come se non lo fossi mangiato. Giustina non mi capisce. Ho detto vado a prendermi un caffè perché siccome sto a dieta mi sembra di non avere mangiato, questo ho detto, quindi mi faccio un caffè così può darsi che mi passi la sensazione di fame, anche se ho mangiato. Quindi la dieta secondo me non è per me. Vabbè, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo.